Bene, buonasera a tutte e a tutti. Siamo arrivati al terzo e ultimo incontro del progetto Dalle proteste del ventennio alla liberazione, la scelta politica delle donne sulla strada dell'emancipazione. Stasera, il titolo di stasera è Antifasciste, autonome, solidali e costruttrici di pace. Questo progetto è stato sostenuto sia dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, sia dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è patrocinato dall'Università degli Studi di Udine. Noi sappiamo che le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della pace, sono in prima linea da sempre contro la guerra, contro il militarismo e per il disarmo. Nei precedenti incontri abbiamo parlato, siamo partite dal ruolo delle partigiane, il ruolo che avevano avuto durante la lotta di liberazione, abbiamo parlato della nascita e del percorso che ha fatto l'UDI, Unione Donne Italiane, abbiamo parlato di madri costituenti e del linguaggio che è stato utilizzato per la scrittura della Costituzione. Oggi ripercorriamo quel pezzo di storia che, diciamo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la liberazione, parla della storia delle donne dalla ricostruzione durante la Guerra Fredda e arriva ai giorni nostri. Lo facciamo con le ospiti di questa sera. Abbiamo qua Tamara Ferretti, che è la coordinatrice nazionale delle donne dell'ANPI e componente della nostra segreteria nazionale, e Francesca Borri, giornalista, corrispondente di guerra, specializzata in Medio Oriente, scrive per Repubblica e per il quotidiano israeliano Yedot Aronot e per Al Jazeera. Ha raccontato sia della guerra in Siria, sia di quello che succede in Palestina, vive in Afghanistan ma non solo, poi ci racconterà perché è una donna che viaggia molto. Ha scritto diversi saggi, tra cui La guerra dentro, ma quale paradiso, tra i jihadisti delle Maldive. Allora io direi, prima però di cominciare, di fare un'introduzione storica, noi appunto perché parliamo di donne, guerra e pace, noi come ANPI a livello nazionale abbiamo indetto una grande sottoscrizione a sostegno di Emergency, che sta, diciamo, è presente a Gaza, e abbiamo chiesto ad Emergency Udine di venire a darci un saluto. Quindi io invito Enrico Stagni, in rappresentanza di Emergency Udine, a spiegarci quello che sta succedendo a Gaza e quello che sta facendo Emergency. Grazie mille Antonella e grazie all'ANPI, perché abbiamo per fortuna sempre degli ottimi rapporti e riusciamo sempre a fare qualcosa di bello insieme. Questo accordo nazionale ci aiuta molto perché da agosto di quest'anno siamo presenti a Gaza, siamo riusciti ad entrare finalmente in quel territorio perché non era certo facile e siamo riusciti a entrare con poche persone e ancora con poche cose, perché chiaramente ci vogliono i permessi, bisogna entrare in alcune zone che sono programmate per un, diciamo, disgelo o non bombardamento, perché disgelo da quelle parti è difficile pensarlo. E allora io credo che il decidere una cosa che è abbastanza impegnativa come questa è come si dice, una volontà di perseguire le idee e le follie, posso dirla così visto che Gino era un amico, che Gino Strada aveva e ha sempre avuto, nel senso che gli ospedali fatti dall'Afghanistan all'Africa e in giro per il mondo sono sempre state delle scommesse, non sono mai state fatte in territori semplici, chiamiamoli così. E il fatto che siamo in Afghanistan da 20 anni o che siamo in Africa ormai da 12-13 anni non è proprio poco, e che siamo in Italia, anche in Italia, da 11, 12 anni, 13 anni, insomma, con il progetto Italia. Ma la cosa di Gaza è una scelta, dicevo, importante per due ragioni. Una perché dobbiamo portare un messaggio di pace anche aiutando coloro che la guerra la stanno subendo,
come in tutte le zone in quasi tutte le zone in cui noi siamo. E questo mi sembra uno scopo principale, uno scopo giusto, e una forma anche questa di resistenza all'ignominia del mondo che con le guerre fa i soldi e fa speculazioni in tutti i territori, e questo non è l'ultimo certamente. Allora noi siamo in questa zona a Gaza di Al-Mawasi, scusate l'espressione, ma tutti questi nomi sono un po' particolari, che un tempo era un'area costiera molto viva, molto spendibile per una vita discreta e civile. Ora è diventato un campo profughi, con migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone che non hanno dai viveri all'assistenza medica, tutto compreso, perché non bisogna fargli mancare niente di queste sfighe, insomma, a queste persone. Quindi è ovvio che... E lì per ora siamo presenti con 2 medici e 2 infermieri e un logista e un capo missione. Si è iniziata dopo che ci hanno dato la possibilità in un altro territorio. Sono iniziati i lavori da un mese circa, una cosa del genere, sono iniziati i lavori per costruire una clinica, perché questo è uno scopo. Noi, a differenza di tanti altri che fanno delle cose bellissime, penso a Medici Senza Frontiere e anche ad altri, noi spesso, anzi quasi sempre, lavoriamo sulle nostre strutture, perché nelle nostre strutture siamo in grado di decidere come lavorare, quando lavorare, chi far entrare, chi non far entrare. Penso all'Afghanistan, quando noi abbiamo ovviamente deciso che curavamo tutti, talebani o non talebani, basta che le armi stavano fuori dall'ospedale. Qui sarà la stessa cosa, noi cureremo tutti coloro che hanno bisogno, a gratis ovviamente, basta che non vengano dentro a fare dell'altro. Questo è il nostro proprio modo di essere, laddove costruiamo le nostre cose, e se costruiamo una cosa la possiamo gestire. Se andiamo ospiti di altri, siamo ospiti, e la parola stessa diventa complicata. Allora io credo che questa sfida che sta iniziando finirà, credo, la costruzione di questo ospedale nei primi mesi dell'anno prossimo, perché non sarà una cosa immensa ancora, chiaramente. Ci è stato garantito che quella sarà una zona dove i bombardamenti non dovrebbero avvenire. Speriamo, ovviamente, perché fidarsi di queste parole è proprio una sfida da parte nostra, lo capisco, però ci dobbiamo provare. Non possiamo lasciare le persone in questo modo, in questa situazione che è un disastro totale. Io non la faccio lunga perché non voglio tediarvi su queste cose, però vi vorrei solo dire, se avete voglia di seguire anche la costruzione di questa cosa, se voi andate sul sito di internet, vedete c'è già un filmato che spiega cosa si fa e cosa faremo. E ci sarà un aggiornamento costante fino a quando questa cosa non sarà in funzione e non sarà disponibile per tutte le persone che sono lì nel territorio. Quindi in questo senso il nostro ringraziamento all'ANPI, che ha voluto fare questo accordo di finanziamento, di cofinanziamento, diciamo, di questa attività, e soprattutto un ringraziamento a tutti coloro che ci aiuteranno a compiere questa sfida, e cerchiamo di portarla avanti tutti insieme. Grazie ancora, grazie dell'invito. Bene, allora grazie Enrico. Noi struttureremo così la serata, anche per lasciare eventualmente spazio a delle domande. Faccio adesso io una breve introduzione per introdurre quello che fu il movimento pacifista, diciamo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi passiamo ai movimenti per la pace delle donne dagli anni 50, arriviamo fino agli anni 80, e poi parleremo con Francesca Borri e andremo sull'attualità. Allora, diciamo che subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, le donne che si erano riunite inizialmente nei gruppi di difesa della donna
iniziano a raggrupparsi nelle associazioni. Quelle più grandi, lo sapete, sono l'UDI, che nasce dalle donne che erano di provenienza dal Partito Comunista principalmente, e poi nasce il CIF, che è più di stampo cattolico. All'inizio queste due associazioni, subito, già prima che finisca la guerra, si occupano in generale anche di assistenza, oltre a mobilitarsi anche per il diritto di voto, diciamo. Però ad esempio noi abbiamo qui l'esempio delle donne dell'UDI, UDI a cui lei è della Bassa Friulana, che a seguito degli incendi dei paesi di Atimis, Efaedis, Nimis ospitano i bambini di questi paesi per un lungo periodo, quindi ci sono grandi esempi di solidarietà, oltre, ed è importante, alla mobilitazione delle donne per il diritto di voto. Finita la guerra, appunto, inizia subito questo grande movimento per la pace, perché la maggior parte, quasi tutti i partigiani e le partigiane ci raccontavano che loro avevano combattuto una guerra proprio per avere la pace. Si sviluppa da subito un grande movimento per la pace che coinvolge una gran parte di opinione pubblica, le donne, i giovani, gli intellettuali, e succede quello che è una specie di prefigurazione di quelli che saranno i movimenti pacifisti da lì in avanti. Un movimento importante che nasce verso il 1948 è il movimento dei partigiani della pace, che è promosso in Italia dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, e che riesce a coinvolgere non solo, parti dei comunisti e dei socialisti, ma anche una gran parte del mondo cattolico. E in questo momento si parla di pace e di questione nucleare, perché cosa succede? Il mondo si divide in blocchi, inizia questa grande corsa agli armamenti, c'è il pericolo di una nuova guerra nucleare. Il movimento dei partigiani per la pace, a cui aderiscono numerosissime donne, è un movimento che diventa mondiale e indice un suo primo congresso a Parigi, nel 1949, a cui partecipano quasi 2300 delegati provenienti da 72 paesi. Sempre nello stesso anno c'è un secondo incontro a Roma e poi nel 1950 c'è un terzo incontro a Stoccolma. La guerra di Corea, la crisi proprio che c'è in questo momento provocato dalla guerra fredda, fa sì che al congresso di Stoccolma si decida di portare il primo congresso in Italia, cosa che non sarà possibile perché il governo si opporrà. Però nel frattempo in Italia cosa succede? Ed è una cosa che succede anche in Europa. La lotta per la pace va avanti e in Europa ci sono numerosissime proteste contro lo sbarco delle armi americane che sono destinate ai paesi della NATO. Queste cose succedono sia ad esempio in Olanda, nella zona della Francia, ma soprattutto a Genova, dove questi fatti vengono repressi, cioè i portuali si rifiutano di scaricare gli armamenti che sono arrivati. Questa azione, chiamiamola così, di sciopero di protesta, viene repressa duramente dal governo. Dunque, doveva tenersi questo congresso a Roma, non è possibile perché il governo lo nega. Inizialmente doveva essere spostato di nuovo a Parigi, invece va a Varsavia. Varsavia si offre di ospitare moltissimi paesi. A Varsavia questo congresso si conclude con 3 documenti importantissimi, cioè un appello all'ONU perché avvii una distensione tra le grandi 5 potenze, che in quel momento erano Stati Uniti, Unione Sovietica, Repubblica Popolare Cinese, Francia e Gran Bretagna. In più, in quel momento si cerca di definire cos'è l'aggressione e loro vogliono che l'aggressione venga definita come un'azione criminale di uno Stato che per primo impiega la forza armata contro un altro Stato sotto un pretesto qualsiasi. E poi c'è la condanna alla propaganda di guerra e una
loro chiedono un'interdizione assoluta di tutte le armi di sterminio, e quindi già lì si comincia a parlare di crimini di guerra e ad accusare di crimini di guerra chiunque, i governi che utilizzeranno questo tipo di armi. Cominciano già a chiedere il disarmo e sono apertamente contro l'economia di guerra. Questo è il primo documento. Poi c'è un altro documento che è il Manifesto dei Popoli, in cui si chiede che i partigiani, si denuncia innanzitutto la persecuzione dei partigiani per la pace, perché vengono perseguitati in diversi paesi, e si chiede che la pace diventi un bene per l'umanità, perché l'umanità ha bisogno di pace perché possa progredire. Quindi è un modo queste manifestazioni sono un modo per conquistare e affermare il diritto alla pace. Come dicevo, c'è il terzo documento è la risoluzione sulle vittime delle persecuzioni, quindi contro tutti quei partigiani della pace che erano stati anche imprigionati. Succede ad esempio in America Latina e negli stessi Stati Uniti, ma anche in Italia. E poi nel 1951 si tiene un altro congresso, quello che è un Consiglio mondiale per la pace, si tiene a Vienna nel 1951. Qui partecipano diverse donne, tra cui una cattolica che si chiama Alessandrini, fa di cognome Alessandrini, che parla anche in questo consesso, affermando appunto la necessità per le donne di avere la pace. In questo congresso si parla di risoluzione per il disarmo mondiale, e questa risoluzione viene inviata all'Assemblea dell'ONU e ha come obiettivo interdire le armi di sterminio di massa, la famosa bomba atomica, perché c'è la paura dell'atomica. Quindi diciamo che nella seconda metà di ottobre qua in Italia c'è un altro congresso, sempre dei partigiani per la pace, a novembre appunto, e per la prima volta a questa conferenza partecipano sia membri dell'esercito che della magistratura. In questa conferenza c'è un altro tema che emerge, cioè c'è il tema della ricostruzione. Nel 1951 c'è stata l'alluvione del Polesine e in quel momento soprattutto le donne chiedono che non si utilizzi non si utilizzino le risorse finanziarie per impegni militari, ma per la ricostruzione e per le spese civili. In più, quello che succede ad esempio in Friuli in quegli anni, essendo una zona, voi lo sapete, di confine, di servitù militari, le donne protestano in maniera molto forte per il consumo di suolo, per le caserme, chiedono che i fondi vengano stanziati per l'agricoltura, per cui in quel momento di ricostruzione il nostro Friuli era prevalentemente quasi agricolo, le industrie nascono subito dopo, quindi questo succede, erano circa 250 miliardi che erano stati stanziati a livello nazionale per il riarmo, le donne chiedono con forza che non vengano utilizzate per gli armamenti. Quindi io dico, adesso passo la parola a Tamara Ferretti, perché noi come coordinamento donne dell'ANPI abbiamo sempre tenuto presente le nostre radici, quelle che sono legate alla storia delle partigiane, delle antifasciste e delle resistenti. Noi sappiamo che ad esempio a Udine il 30 novembre del 1952 si svolge un importante convegno al quale partecipano centinaia di donne, che ha come tema: nel nome dei nostri martiri, no al riarmo tedesco, pace ed amicizia tra tutti i popoli. Quindi io chiedo a Tamara qual è il rapporto che le donne dell'ANPI hanno avuto col tema della pace negli anni della ricostruzione, quando appunto si parlava di patto atlantico, di guerra di Corea, di riarmo, di imperialismo americano. Ecco, come si sono poste le nostre donne di fronte a queste tematiche?
Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Io mi scuso per la voce, ma vengo da una influenza abbastanza significativa nei giorni scorsi, quindi ancora non mi sono del tutto ristabilita. Ripartirei dalle radici, perché il movimento della pace nel nostro paese, ma a livello internazionale, è stato un movimento che è esploso sicuramente negli anni 50, come richiamava adesso Antonella. Dopo il Consiglio per la pace di Stoccolma vennero raccolte 600 milioni di firme sull'appello contro la bomba atomica e per il disarmo. 600 milioni di firme a livello mondiale, un numero enorme, perché corrispondeva anche a una mobilitazione enorme che ci fu in quegli anni. Io penso che possiamo definire gli anni che vanno dal 47 al 52-53 gli anni che hanno visto il più grande movimento per la pace a livello mondiale, ma anche nel nostro paese. Lo scorso anno una nostra amica di Siena ha realizzato una ricerca sulle bandiere della pace che tra l'altro si sono realizzate in tutti i territori del nostro paese, fatte dalle donne italiane che erano state invitate dall'UDI a ricamare su dei pezzi di stoffa anche rimediati, perché ragioniamo di un paese totalmente distrutto dalla guerra, sia sul piano fisico, le macerie, ma anche sul piano morale. Quindi era un momento di ricostruzione molto impegnativo e importante, e era un momento ancora di dolore, di sacrifici, di miseria tanta. Ebbene, a partire dalle campagne, attraverso questi pezzi di stoffa che venivano cuciti e su cui le donne scrivevano il loro nome per segnare il contributo che davano a questa lotta per la pace e per la ricostruzione, si sostenne anche il movimento per la pace. Io mi sono portata dietro perché ho avuto la fortuna di avere due genitori, mio padre è partigiano, mia madre no perché era troppo piccola, ma è stata una delle prime dirigenti dell'Unione Donne Italiane. Uno dei primi manifesti, questo è un manifesto del 1947 dell'Unione Donne Italiane, crociata delle donne per la pace, prima che sia troppo tardi firmiamo contro l'atomica. Questo ce l'ho nella mia biblioteca, quindi ogni tanto tiro fuori le cose. Tra l'altro c'erano anche degli articoli all'interno del volume di Miriam Maffei che ricordava il 40° anniversario della liberazione. Detto questo, dico che bisogna che abbiamo però sempre presente le radici, perché la lotta per la pace riprende subito dopo la guerra, ma è un elemento presente intanto in tutta la storia del nostro antifascismo, della nostra resistenza, perché veniva da lontano, veniva addirittura dalle battaglie femministe della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, battaglie che erano state poi azzerate ovviamente dal fascismo, con tutto quello che ha rappresentato il fascismo in termini di cancellazione delle libertà, di cancellazione anche dei diritti e delle condizioni delle donne, e sono battaglie che però avevano costruito una coscienza e una cultura che ritroviamo appunto poi sia nella Resistenza che subito dopo nei momenti in cui andiamo a ricostruire il paese. Il contributo delle donne dell'ANPI è stato un contributo ovviamente da subito importantissimo, perché sono state le partigiane, sono state le resistenti, sono state le costituenti, e con il loro impegno
hanno consentito anche la nascita del movimento delle donne, dei movimenti delle donne, perché voglio dire, c'è stata l'UDI, ma c'è stata, nonostante le divisioni, anche la costruzione del CIF e un impegno, devo dire, anche in quegli anni difficili, dove c'era una Chiesa cattolica che non era esattamente come dire, favorevole all'impegno delle donne, però sono state anche le cattoliche importanti all'interno di quel movimento. Io in questo momento mi fermo perché altrimenti... Ecco, diciamo così. Adesso abbiamo ascoltato quello che succede negli anni 50, facciamo un passo avanti e vediamo quello che succede tra gli anni 60 e 70. Il movimento pacifista, diciamo, prende più corpo in Italia. Se pensiamo che nel 1961 Aldo Capittini inaugura la prima marcia per la pace Perugia-Assisi e questa marcia riesce a accomunare sotto lo stesso ideale diverse forze fra loro, perché c'è la parte socialista comunista, c'è tutta l'area cattolica, c'è l'area radicale, quella liberale. E diciamo è il periodo, sono gli anni in cui la lotta, diciamo le proteste, le manifestazioni in favore della pace si esplicitano in quelle che sono fatti di carattere mondiale. Ad esempio pensiamo al regime dei colonnelli, pensiamo in Grecia, pensiamo al golpe in Cile, pensiamo alla guerra del Vietnam, e in Italia in particolare, diciamo tra la fine degli anni 60 e 70 abbiamo anche una grossa battaglia, un grosso movimento per l'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio. Qui si è sentita veramente tanto questa legge che poi, se non ricordo male, è stata introdotta, diciamo quella del servizio civile in sostituzione del servizio militare nel 1972. Arriviamo così agli anni 80, dove c'è un altro momento importantissimo, perché è il momento del riarmo, cioè la NATO decide, in risposta di quello che stava facendo l'Unione Sovietica, di riarmarsi con dei nuovi missili, i famosi euromissili, cioè missili Pershing e Cruise. In Olanda, Gran Bretagna, Germania e Belgio e anche in Italia. Noi dobbiamo pensare che abbiamo qui ad Aviano, insomma, una base che era già presente, dove ci sono proprio le armi nucleari, no? E in quel periodo, ed è per quello nel maggio 1984, e lì abbiamo riprodotto il manifesto che diciamo era stato stampato per l'occasione, un comitato promotore per la pace, e io qua ho anche, diciamo, l'originale dell'appello, composto da quasi tutte sono partigiane, 82 donne, ecco, sono tutte partigiane, ecco, qua dietro ci sono i nomi, io ne cito solo qualcuno, c'è Tina Anselmi, Carla Capponi, Marisa Rodano, Valchiria Terradura, la Marisa Ferro che è ancora vivente, Rita Levi Montalcini, Natalia Ginsburg. Per il Friuli, perché siamo andati a guardare nei nostri archivi, in Friuli partecipano a questo comitato, diciamo a questa assemblea per la pace a Milano, partecipano Rosa Cantoni, Maria Bernettic e Gisella Fontanot. Il titolo di questo convegno è Nella resistenza e nella società, le donne protagoniste per una nuova cultura di pace. Ecco, qui cambia qualcosa, perché da una pace che si vuole proprio per tutelare un territorio, si riesce a capire che qui la pace è intesa ancora di più come necessità, diciamo, di tutta l'umanità, quindi cambia. Chiedo a Tamara, cosa succede in quell'incontro del 1984 a Milano? Che decisioni vengono prese? Allora, io penso sempre che quando si affrontano temi bisogna avere presente il quadro, e lo dico perché ci capita come ANPI di andare nelle scuole superiori in particolare,
Io recentemente in un liceo, facendo la ricostruzione di alcune vicende adriatiche, ho utilizzato l'espressione Jugoslavia. Un insegnante mi ha in modo carino interrotto dice veramente questi ragazzi che ci abbiamo di fronte non sanno che cosa sia la Jugoslavia. Allora arriviamo al 1981-82, cioè i cruise, i Pershing 2 Comiso, la manifestazione gigantesca che avvenne in Sicilia in quegli anni, ma passando attraverso vicende che si sono maturate, è un'espressione non esattamente, comunque sviluppate nel corso di un trentennio, dove ci sono state le lotte, per esempio, di liberazione dal colonialismo in Africa e in Asia. Cioè la Corea è stato l'inizio, ma poi l'Indocina, il Congo, l'Algeria prima. E in questa situazione di scontro tra due schieramenti, cioè da una parte la NATO, il Patto Atlantico, 1949, e dall'altra il Patto di Varsavia, 1955, ne sono successe tantissime di cose. E la guerra fredda è quella che le conseguenze delle divisioni e delle spartizioni intervenute, dopo parliamo di Medio Oriente, prima nella prima guerra mondiale, poi nella seconda e poi con la guerra fredda, sono cose che paghiamo anche oggi, perché anche quello che succede oggi, se lo andiamo a leggere e analizzare, è il risultato di errori, di scelte, di contrapposizioni i cui semi sono stati buttati in quel periodo. Le tensioni, appunto, riarmo atomico, cosa di cui dovremmo incominciare a ripreoccuparci anche adesso, 81 in particolare, 81-82, le decisioni che riguardano il nostro paese, riprende con forza in Italia un grande movimento per la pace. C'era stato prima il Vietnam, perché l'altro movimento per la pace importante che abbiamo avuto nel nostro paese è stato quello del Vietnam. Tornano in campo, non sono mai scomparsi, ma tornano in campo con forza su questa cosa le partigiane e i partigiani. E arriviamo a questo importante convegno di Milano, che produrrà anche un'ulteriore iniziativa successiva, ma sempre in termini di appelli, anche perché voglio dire, oltre che appelli come ANPI, ecco, oggi siamo un pochino più dinamici e possiamo lanciare una sottoscrizione come quella che abbiamo fatto rispetto a Emergency. Ma la cosa rilevantissima di quell'iniziativa fu il coinvolgimento di tutte le forze della Resistenza, delle comuniste, delle socialiste, delle azioniste, delle laiche, delle cattoliche. Ricordava alcuni nomi, Antonella, però io ne voglio richiamare 3 in particolare, che ci riguardano anche come storia delle donne all'interno dell'ANPI. La Gina Borellini, medaglia d'oro al valore militare, la Gisella Florianini, la ministra della Repubblica dell'Ossola, la Giuliana Gadola Beltrami, tutte e 3 tra l'altro che svolsero dei ruoli importantissimi anche nelle istituzioni, ma erano 3 partigiane combattenti, ma tra le promotrici ci furono per esempio anche Lina Fibbi, una delle
organizzatrici dei gruppi di difesa delle donne, Nella Marcellino, dirigente sindacale, che aveva fatto parte, per esempio, della delegazione italiana dei partigiani della pace a Berlino nel 1951. Maria Letta Martini, che è stata una parlamentare per diverse legislature della Democrazia Cristiana, oltre Tina Anselmi. Cioè il valore del richiamo alla pace, alla dismissione degli armamenti atomici, al disarmo e alla riduzione delle spese militari era un valore che accompagnava e ha accompagnato il mondo partigiano e il mondo della resistenza. Cioè, questo è il segnale più importante che venne fuori da quella iniziativa, dalle iniziative successive, su cui poi abbiamo costruito anche il valore del nostro impegno, non solo come associazione degli ex partigiani, ma anche come associazione antifascista. Grazie. Ecco, una curiosità: a questo convegno di Milano come relatrice c'era Augusta De Piero Barbina, che è ancora molto attiva, ecco, non si scoraggia mai, sta portando avanti delle battaglie veramente importanti, e lei aveva come tema della sua relazione cultura di pace nelle istituzioni. Adesso Francesca, ecco, intanto diciamo da reporter di zone di guerra, perché hai scelto questo tipo di lavoro? Ecco, che tipo di giornalismo fai? Perché oggi abbiamo avuto modo di parlare a lungo, ecco, del tuo tipo di giornalismo, se puoi spiegarlo anche al nostro pubblico. Ho scelto il giornalismo perché non ho studiato giornalismo e quindi non avevo idea di cosa fosse. Nel senso che se l'avessi immaginato, ma credo decisamente che sarei rimasta la specialista di diritto internazionale penale che ho studiato a Firenze con Antonio Cassese, che è stato presidente del Tribunale per l'ex Jugoslavia, è stato tra i fondatori del Tribunale dell'Aia, per questo poi lo statuto, no, e lo Statuto di Roma. Io sono stata sua allieva proprio, insomma, e allieva di Danielo Zolo, che avevano due idee, diciamo, la pace attraverso il diritto e la pace attraverso le differenze, giusto per sintetizzarla. E Cassese per me era come un padre, per cui quando sono finita in Medio Oriente per caso, perché studiavo al Sant'Anna, poi ho studiato anche al Sant'Anna oltre che a Firenze, e mi hanno spedito onestamente come punizione a Ramallah, perché lo studente migliore va per l'internship finale per scrivere la tesi, va a New York alla rappresentanza italiana all'ONU, però io ero stata, insomma, evento studentesco, ero stata l'anno prima la portavoce di Nichi Vendola, quando Nichi Vendola era Nichi Vendola, quando tutti, no, i ventenni eravamo tutti tornati, no, pensando che era il nostro deputato dell'antimafia. Quell'anno lì, no, non quello che è venuto dopo, l'anno bello, sono stata la sua portavoce. E il risultato è stato che quando, diciamo, il mio nome è arrivato, no, a New York, questi da New York hanno detto, testuale, ma questa è una spaccavetrine. Erano gli anni, no, del movimento di Seattle, Global e tutto, e non mi hanno voluto. Sant'Anna non era mai capitato e mi ha lasciato, insomma, mi ha spedito a Ramallah, pensando che per una spaccavetrine probabilmente Ramallah era, diciamo, il luogo giusto, e non sapevo neppure dove fosse. E così sono finita in Medio Oriente. E sono finita nello staff di Mustafa Barghouti, che insomma, sono finita alla fine a scrivere. E poi sono entrata all'ONU perché la Palestina non era uno Stato, e quindi qual è stata l'idea di Mustafa Barghouti, che però intanto alcuni potevano entrare, no, con i concorsi all'ONU, e quindi c'è stato questo momento, no, in cui dopo che sono entrata mi hanno chiesto ma lei dove vive? No, proprio i dati anagrafici, no? Io ho detto Ramallah.
e questo ha visto l'elenco, no? E ha trovato Ramla e mi ha detto Ramla, ho detto no, e ho detto Ramallah e mi ha detto non c'è, e ho detto ma strano, ho detto sono qui, e questo era il motivo per cui Mustafa Barghouti voleva che io e altri due, insomma. Però detto questo, stavo a metà, nel senso scrivevo e tutto, ero la sua specialista. Erano gli anni in cui stavamo tentando di entrare al Tribunale dell'Aia, e poi Antonio Cassese si è ammalato di nuovo della leucemia che aveva avuto insomma 30 anni prima, che è la stessa leucemia di cui si muore a Taranto, che sta dietro casa, no? Per una barese. Quindi quando insomma capì che non sarebbe sopravvissuto a lungo, mi chiamò e mi disse senti, però non ha tanto senso, no? Che uno va a difendere i diritti umani, no? In Afghanistan, in Iraq, a Ramallah, no? E poi non sa difendere i diritti umani a casa sua. E mi disse mi racconti l'Ilva di Taranto? E io, che ero stata appunto la portavoce di Niki, non ebbi molta difficoltà a, diciamo, avere un po' delle informazioni. Tra l'altro c'era Peacelink, no? C'erano gli ambientalisti, diciamo che era tutto pronto. L'unica ragione per cui quell'inchiesta non era mai stata, diciamo, scritta su una stampa nazionale è che l'Ilva querelava, semplicemente, proprio l'Ilva querelava tutti, però insomma per una che se la cavava con il diritto, io fui la prima a non essere querelata. Secondo me non fui la prima a raccontarla, fui la prima a non essere querelata. E poi, com'è il giornalismo, no? Dopo di me arrivò Concita De Gregorio, subito dopo, poi quindi arrivò Repubblica, dopo il Fatto Quotidiano, perché la pubblicai sul Fatto. E poi firmando un pezzo di carta che diceva se ti querelano, cazzi tuoi. E poi arrivata Repubblica arrivò il Corriere, arrivata la Stampa arrivò la televisione, e la televisione è quella che poi ovviamente fa la differenza, no? Non la stampa. Cassese non l'ha mai letta questa inchiesta, perché io volevo che la leggesse, no, sulla carta stampata, e morì prima, per cui mai rinviare. Quindi non so che cosa avrebbe detto, non so perché mi disse l'Ilva di Taranto. Penso che quell'inchiesta che mi è costata l'amicizia con Niki, io la interpreto così, sì. Però si trattava di scegliere, no? E Taranto veniva prima, però mi è costata veramente tanto perché gli ero molto legata, e penso che Antonio Cassese mi volesse dire quello, che poi sii pronta a pagare qualsiasi prezzo, e sii pronta a perdere anche, no? Le cose più care, che mi disse sostanzialmente che insomma era tempo di scegliere, no? Che le tue cose non sono compatibili, ovviamente, soprattutto se stai dentro l'ONU, no? Tempo di scegliere, e mi disse solo quello che viene raccontato esiste, e solo quello che esiste può essere cambiato, ed è questo, fondamentalmente questo è il motivo per cui sono diventata giornalista. Poi nello specifico è perché dopo 3 anni a Ramallah temevo, diciamo, io stavo lì sempre col famoso visto turistico, no? Temevo semplicemente che Israele non mi lasciasse più entrare, e ho lavorato brevemente per Amnesty International, però ero in Italia, ho guardato l'inizio della primavera araba in televisione, e quando ho visto prima la Tunisia, poi l'Egitto, poi la Libia, a quel punto io volevo starci, perché ho visto quella storia molto come la storia della mia generazione, non solo come la storia, anche perché quelli poi furono gli anni in cui, insomma, Piazza Tahrir diventò un esempio per il movimento, no, in Spagna, in Grecia, poi negli Stati Uniti, e quindi io volevo esserci, e penso che il senso del giornalismo però appunto non è girare il mondo, guardare il mondo, è tentare di guardare il mondo con lo sguardo degli altri, che è il modo in cui tento di essere giornalista, nel senso che il mio compito poi non è cambiare le cose, il mio compito è, come diceva Cassese, far sì che certe cose esistano, no? Siano raccontate, che quindi siano conosciute, esistano, creare quello spazio di discussione in cui poi si inseriscono quelli come voi, che siete gli attori del cambiamento. Cioè io non ho la pretesa di stare a cambiare neppure Gaza, che è un po' casa mia, no? Né la Siria né niente, però quello che voglio è che esista, in modo che Emergency possa intervenire, no? In modo che i palestinesi abbiano voce, gli israeliani abbiano voce, la comunità internazionale abbia voce, che non diventino l'ennesimo Sudan.
Ma tu che sei stata in tanti teatri di guerra, che cosa hai potuto vedere di quello che fanno le donne? Esistono dei modelli anche lì a cui, non so, si può fare riferimento? Esistono delle attiviste? Assolutamente. Assolutamente. Uno dei limiti maggiori del giornalismo, e forse il motivo per cui da quando sono giornalista non leggo più i giornali, no, sul serio, non è una battuta, e ho sempre questa sensazione, leggo moltissimo naturalmente, però prima leggevo molti più libri e meno giornali, ora i giornali li leggo perché mi tocca per mestiere, e ho la sensazione di sapere di più ma capire di meno. Molto meglio un libro vero che 500 giornali, diciamo così. Perché quello che da giornalisti tendiamo molto a raccontare sono donne o uomini indifferentemente, tendiamo a raccontare in guerra le vittime, no? Cioè tendiamo chi sta davanti a noi a vederlo come una vittima. A parte che tendiamo a concentrarci sugli sfollati, i morti, gli amputati, le vedove, no? I bambini, gli anziani, tutti quelli, come dire, che non agiscono, che non hanno potere, che non sono soggetti politici nel senso ampio del termine. Ed è questa la distorsione di fondo, perché poi invece uno arriva in Afghanistan, no? dove sono di casa, e che forse no, non c'è paese più estremo, no? per la condizione delle donne. Certo, hanno ovviamente tutta una serie di limiti che conosciamo da quando sono tornati al potere i talebani, anche prima devo dire, perché c'è una larga parte del paese, la parte diciamo sud, quella a maggioranza pashtun, in cui talebani o meno si vive allo stesso modo, ed è un problema culturale, nel senso che le donne stesse vivono in quel modo, quindi voglio dire si tratta di andare a intervenire e di raccontare loro che è possibile anche avere un'altra vita e lasciare poi magari a loro la scelta, di dire, cioè sono opportunità magari che non hanno mai neppure immaginato, perché non le hanno mai, appunto, non solo mai viste, mai immaginate, no? Però detto questo, in Afghanistan in questo momento ci sono per esempio le imprenditrici del settore privato, no? Che noi non raccontiamo perché per noi le donne sono quelle, sotto il burqa, mentre le afghane in questo momento stanno avendo un ruolo molto forte nel tentativo degli afghani tutti di ricostruire l'economia nonostante le sanzioni. Le imprenditrici naturalmente 2 volte, perché sono escluse 2 volte, però quando ho raccontato le imprenditrici di Mazar-i-Sharif, che è una città che sta al confine con l'Iran e in cui non ero mai stata prima, e a Mazar-i-Sharif c'erano, sostanzialmente c'erano gli italiani, e la cosa curiosa è che se uno googla, non vede che foto di macerie e tutto, la città è bellissima, era la Firenze dell'Afghanistan, bellissima, cioè proprio una cosa che se uno un giorno ci sarà un volo diretto Ryanair, quella sarà proprio la destinazione turistica di tutta quella zona, bellissima. Quando io sono arrivata, ed ero arrivata per un reportage sulla povertà e tutto eccetera, ho guardato intorno e tu e ora? Cioè, che fotografo, di questa città meravigliosa proprio, bellissima, dove queste imprenditrici si sono nascoste nei sottoscala, da quando sono arrivati al potere i talebani, e si sono messe nei cortili, diciamo fuori, non più sulle strade principali, e hanno riaperto i loro laboratori, continuano, e loro ti dicono, però rispetto a prima, mi ricordo una molto, molto forte, che esportava tappeti, in tutto i tappeti aveva una serie di dipendenti, tessitrici, esportava in tutto il mondo, quindi un'azienda vera, non il ricamino per il commercio equosolidale, e mi disse, io ora posso uscire di casa, quando c'erano gli americani io non potevo uscire di casa, perché era pericoloso, quindi io ora sono più libera, non mi stava dicendo è la libertà che vorrei, è quello che vorrei, ma è un passo avanti, e mi diceva per me il mio principale problema sono le sanzioni. Cioè se devo, nella gerarchia, in questo momento, che cosa mi sta frenando di più? Le sanzioni. Quelle sono le voci che noi non raccontiamo. Cioè le voci di chi in quelle condizioni comunque tenta, comunque combatte, mentre
noi abbiamo questa visione in bianco e nero, che quindi tu hai i talebani e quindi stai chiuso in casa. No, ci sono tutte queste sfumature, no? Che ripeto, non significa poi per queste imprenditrici essere per i talebani, che giustamente lei mi diceva, io prima avevo una vita sociale, tutto eccetera, ora sono solo imprenditrice. Cioè per i talebani io sono solo una che produce ricchezza, mentre la mia parte di vita culturale eccetera, quella è di nuovo confinata in casa, no? Però lei difendeva e diceva io da qui riparto. E quando un'altra di queste imprenditrici che invece aveva, diciamo, il ristorante migliore della città, no? Dove andavano anche i talebani, lei semplicemente aveva spostato la cucina un po' più indietro, no? Siccome era un take away non era un problema, andavano i talebani. E siccome appunto poi le norme dei talebani sono sempre, no, le interpretazioni alla lettera, i talebani vietano alle donne di lavorare, di uscire, eccetera, eccetera, a meno che non sia strettamente necessario. Quindi un giorno bussano i talebani, vanno da questa afghana molto simpatica, tutte donne, le sue dipendenti, no? E dicono, deve chiudere, no, siete tutte donne, non potete lavorare, no? E lei dice, ma è strettamente necessario mangiare. Fine, ha tenuto aperto. Queste sono le donne che noi non raccontiamo perché non sono in bianco e nero, e quindi poi implicano anche, no, delle nostre responsabilità, oltre che delle responsabilità dei famosi talebani, islamisti, no? E scopriamo, no, che c'è un po' di talebani in ognuno di noi. Ecco, io volevo appunto chiederti perché pensi che abbiamo così tanta paura degli islamisti? Perché non abbiamo idea di cosa sia l'Islam, di cosa sia questo mondo, perché non viaggiamo, perché non leggiamo, perché quando uno pensa, no, per esempio, ma perché nessuno studia l'arabo? Da noi in italiano, no, si dice sembra arabo, già questo, no? E uno pensa che l'arabo sia molto complesso. In inglese invece la stessa espressione, no, sembra arabo, si dice sembra greco, tutto molto relativo. Uno ha queste, no? Semplicemente perché quando all'inizio ero ancora nello staff di Mustafa Barghouti e stavano tentando di mediare il famoso governo di unità nazionale che stanno tentando di negoziare ancora oggi nel 2007. Sono passati 17 anni e un po' di guerre. Siamo ancora là, il mediatore è sempre Mustafa Barghouti, i problemi sono sempre gli stessi, tra l'altro. Il problema era, sì, assolutamente, il problema era Hamas, che era molto più radicale di adesso, nel senso era molto più islamista, erano gli anni, no, più Al-Qaeda, eravamo ancora negli anni di Bin Laden, eccetera. Hamas era molto anti-occidentale, a Gaza vietava la musica, tutte queste cose qua, era un'altra Hamas in questo senso rispetto ad adesso. Hamas non parlava agli occidentali. Mustafa Barghouti voleva assolutamente, diceva, o Hamas capisce che non è vero che tutto il mondo occidentale, che tutti i non musulmani sono così, o non arriviamo da nessuna parte. E quindi decise che io sarei stata la sua specialista di Hamas. Mi ci vollero 6 mesi solo per trovare uno di Hamas disposto onestamente a parlarmi. E fu una donna. Fu quella che io tradurrei come ministro alle pari opportunità. Era la ministra alle questioni femminili del governo dell'epoca. E quando io andai, era una professoressa universitaria di diritto costituzionale, se dovessi fare una traduzione, no? Nel senso che lei insegnava sostanzialmente Sharia, ma intesa in quel senso, all'Università di Gerusalemme. Quando io arrivai, semplicemente che era l'unica Mariam Saleh che era disposta a parlarmi, e intanto arrivai nel suo ufficio e c'era un uomo che serviva il caffè, apriva la porta, faceva il cameriere, il segretario era un uomo, e tutte quelle al potere erano donne. E io ero andata là per capire un po' la posizione di Hamas rispetto alle elezioni, rispetto alla democrazia, rispetto a un governo di unità nazionale, no? Fondamentalmente il rapporto tra Islam e democrazia. Io mi sono laureata appunto tra Firenze, poi sono andata a Pisa, insomma qualcosina l'ho studiata. E lei iniziò a spiegarmi, no? Citandomi tutta una serie di filosofi molto noti, diciamo i pilastri del pensiero, no? Islamico, del pensiero politico islamico. Io non avevo sentito manco uno, per cui, cioè, non li avevo proprio mai sentiti nominare. Da laureata, io mi sono laureata entrando in istituto di laurea con tutti i 30, sia la prima sia la seconda laurea, quindi ho studiato, non avevo mai sentito manco uno, mai. Lei capiva, cioè guardandomi, no, avendo, insomma, che io proprio non riuscivo a seguirla nel ragionamento, quindi a un certo punto provò a spiegarmelo in più modi. Alla fine, un po' così, come si fa con gli studenti che proprio non capiscono, mi disse: senti, ma Locke almeno, tu l'hai studiato, John Locke? Ho detto, beh, sì. Ho detto, quello sì. Poi mi fa: e Bobbio?
sono un'allieva degli allievi di Bobbio. Questa mi ha spiegato il rapporto tra Islam e democrazia attraverso John Locke e le libertà degli inglesi. Mi fece una lezione tutta attraverso la filosofia occidentale, citandomi Bobbio, alcuni passaggi di Bobbio. Lei li conosceva a memoria. Io rimasi e lei mi ha letteralmente spodestato. Lei padroneggiava completamente la nostra cultura. Io non sapevo un nome, io non mi sono laureata in filosofia politica con una tesi tra l'altro in diritto islamico. Io non conoscevo, sulla filosofia politica di Hamas, io non conoscevo il nome di un loro filosofo. Per questo abbiamo paura di... Occidentalocentrismo è proprio questo, nel senso che diciamo noi per secoli abbiamo pensato e continuiamo a pensare che il mondo la dobbiamo leggere e interpretare sulla base di quelli che sono i nostri punti di vista, la nostra cultura, eccetera. C'è un mondo che tra l'altro è maggioritario, che ha diciamo altre culture, altre esperienze e tra l'altro che ha coltivato anche, perché li abbiamo occupati, perché abbiamo colonizzato, ha anche coltivato la conoscenza di quello che è la nostra esperienza culturale. Io faccio solo, due incisi rispetto alle cose che dicevi, perché ecco, in questo occidentalocentrismo, la confusione tra islamismo e radicalismo, cioè è tutta nostra. Lì bisogna incominciare a dividere, perché appunto l'Islam è una cosa, la jihad è un'altra cosa, i jihadisti sono di tante fattispecie. Le esperienze nei paesi, che al loro interno purtroppo sono frantumati in tante fazioni, in tante divisioni non solo religiose, e sono esperienze molto diverse. Io qualche sera fa ho partecipato a una conferenza online con il CISDA, con l'associazione italiana che si occupa delle donne afghane. In collegamento c'erano anche due esponenti, due attivisti, un uomo e una donna afghani, e con interpretazioni e anche letture diverse. La lettura maschile di quello che sta succedendo in Afghanistan era leggermente diversa dalla lettura che dava l'attivista Derrawa, e però il paese come dire, non era messo bene prima, la democrazia non si esporta, e faremmo bene a cominciare a pensare anche a che democrazie ci abbiamo nei nostri paesi, perché quello che sta succedendo in Romania è una cosa allucinante. Se ha preso posizione oggi anche Paolo Mieli rispetto alla messa in discussione del voto romeno, cioè, dovremmo pensare che a interrogarci dovrebbero essere non solo le parti più, diciamo, avanzate e progressiste di questo paese. C'è un problema di rispetto di regole democratiche che a questo punto non appartengono più neanche alla cultura democratica, se non stiamo attenti. E dall'altra parte, appunto, la condizione a cui facevi riferimento di alcune imprenditrici in Afghanistan non è la condizione generalizzata delle donne in Afghanistan. In più, in uno degli approfondimenti che ho fatto, ragionando per esempio delle questioni demografiche del nostro paese in rapporto a quello che succede in Europa e nel mondo, lì è venuto fuori che l'Afghanistan è uno dei pochi paesi al mondo dove la popolazione femminile oggi è meno dei 2/3 di quella maschile, nonostante le guerre, perché voglio dire lì gli uomini si sono ammazzati, hanno ammazzato anche le donne, però
che in un paese come quello la popolazione femminile sia meno della metà di quella maschile, una riflessione dovrebbe portarla, perché ci sono ragioni sanitarie. Quindi io penso, insomma, che Però, noi facciamo bene a approfondirle queste cose, perché è giusto che incominciamo a guardare la realtà non solo con i nostri occhi, ma con gli occhi di chi vive esattamente quel tipo di condizioni, di esperienze, a partire appunto da diversità culturali innegabili. Dopo tanti anni, la mia esperienza, io sono per Yediot Ahronot, il principale quotidiano israeliano, io sono una specialista di islamisti. Non parlo mai di jihadisti, nonostante tecnicamente, diciamo, io stia larga parte del mio tempo con jihadisti, nel senso che tra l'altro sono proprio combattenti. Perché parlo di islamisti? Perché ho imparato che esiste un po' un continuum, no? Dal musulmano, no? Molto da quello dei fratelli musulmani, molto, no? Che è un po' la DC degli anni 50 fino al Baghdadi, no? È proprio un continuum. Per questo dico islamisti. Poi via via hanno, no, questi gruppi un'idea diversa del ruolo dell'Islam nella politica, nello Stato, del ruolo della violenza, no? E tutto. Non uso il termine jihadisti perché in realtà per un arabo jihadista è un complimento, perché significa semplicemente uno che si batte per quello in cui crede, no? Non è solo il mondo arabo, cioè tu pensa il viaggio di Papa Francesco in Indonesia, no? L'Indonesia è un paese di 270 milioni di abitanti, 270, mezza Europa per intendersi. È un paese al 98% islamico, non è l'Islam della jihad del mondo arabo. No, assolutamente. Quindi. No, ma quello è certo, nel senso anche l'Islam del Golfo non è l'Islam del resto del Medio Oriente. No, il mio punto è un altro, cioè i paesi in cui vivo, che sono il Medio Oriente, il Golfo e l'Afghanistan, no? I paesi di cui mi occupo, quindi non l'Indonesia, non la Malesia, piuttosto che non l'Europa con le minoranze, no, delle banlieue. In questi paesi, ecco, quando io sono arrivata a Kabul, onestamente, non so se forse posso mostrarvela dal telefono, perché forse allora io ho casa esattamente proprio nel centro di Kabul, nel centro del centro di Kabul, diciamo nell'area più ricca della città più ricca dell'Afghanistan. Io vorrei che voi vedeste dopo, allora in Afghanistan gli Stati Uniti, insomma la comunità internazionale ha speso più del piano Marshall, no? E in tutta una serie di cose abbastanza discutibili, come i famosi progetti per cui delle capre da Kashmir costate, mi ricordo, qualcuno dei miei lettori se lo ricorderà, 6 capre, 9 milioni di dollari, cose di questo tipo, no? È stato un grandissimo spreco io vorrei farvi vedere l'acqua che bevo a Kabul, e che è la migliore acqua, diciamo, ora la trovo, la migliore, ecco, non so se riuscite a vederla, questa è già bollita, se avete letto i manuali delle giovani marmotte, no? Questa è l'acqua pronta da bere, è l'acqua migliore di Kabul dopo 20 anni di Stati Uniti. Allora, perché io dico, no, gli islamisti? Perché, ecco, in Afghanistan siamo riusciti ad essere peggio persino dei talebani. Cioè, i talebani sono arrivati al potere perché il resto è stato così un disastro, no? Un po' come, no? Rispetto ad Assad tutto è meglio. Cioè, io vivo in paesi in cui non c'è mai una scelta dell'opzione migliore, c'è sempre una scelta del male minore. Se uno non capisce questa logica qui, no, che è sempre una scelta, no, del male minore, Hamas perché vinse le elezioni? Perché era vista come il male minore rispetto a Fatah. Fatah perché viene scelta? Perché è vista come il male minore rispetto a Hamas. Dopodiché non c'è un palestinese, a parte forse Mahmoud Abbas, no, che veramente è convinto di votare Fatah, o un altro che sia veramente convinto di votare Hamas. E quando uno dice no, certo, la violenza di questi gruppi, violenza estrema, eccetera, io quando ho intervistato Yahya Sinwar, no, e lui stava
proponendo in quell'intervista questa tregua di lungo periodo a Israele. Nello stesso momento in cui ci siamo scattati la foto insieme, la foto diciamo ufficiale, questo l'ho visto alcuni giorni dopo, mentre io intanto scrivo l'intervista, e mi arriva una newsletter di Amnesty International, erano stati giustiziati 5 presunte spie in una piazza di Gaza che stava tipo a 200 metri dal luogo in cui io in quel momento stavo con Yahya Sinwar. Quindi lui in quello stesso momento stavano giustiziando 5 dissidenti, 5 oppositori, e lui stava proponendo sinceramente in quel momento questa tregua di lungo periodo a Israele. Quando questa cosa mi è capitato di raccontarla al vecchio capo del Mossad, e dicendogli sono contenta che era musulmano e non gli ho dovuto stringere la mano onestamente a Yahya Sinwar, fu una cosa onestamente che pensai in quel momento abbastanza, no? E io gliel'avevo appena stretta al capo del Mossad, e lui mi disse ma siamo tutti così qui, siamo tutti uomini per bene, tutti assassini, perché no? Quella è semplicemente la mano del capo del Mossad, è semplicemente una mano a cui non pensi. La dichiarazione di Eichmann Al processo di Norimberga stavo pensando. Una domanda adesso a Tamara un attimo. Tu hai parlato di questo del CISDA. Ecco, io vorrei che tu ci spiegassi quali sono le attività che noi come donne dell'ANPI intratteniamo con diciamo, le donne di un altro paese, di altri paesi, soprattutto dei paesi in cui ci sono dei conflitti. Molto brevemente, perché a questo punto il tempo si è dilatato, ma noi diciamo abbiamo considerata la situazione internazionale, posto da subito come coordinamento donne attenzione ai temi appunto delle donne che vivono in paesi dove la condizione femminile è come dire molto molto difficile. Abbiamo attivato un rapporto con questo CISDA, che è un centro nazionale per l'assistenza alle donne afghane. Abbiamo una collaborazione stretta, le abbiamo ospitate anche alla nostra festa nazionale a Bologna. Nei prossimi giorni, insieme al CISDA, lanciamo un appello, una petizione per il riconoscimento della segregazione di genere come crimine contro l'umanità. C'è in discussione all'ONU in una prossima sessione questo tema. C'è una novità di questi giorni, tra l'altro, dell'altro giorno. La Commissione Esteri del Parlamento italiano ha votato all'unanimità, su proposta dell'onorevole Boldrini, un documento in cui chiede l'impegno del governo italiano per sostenere questa iniziativa all'ONU. Parallelamente abbiamo lanciato questa iniziativa con il CISDA, e appunto noi la prossima settimana trasferiremo e trasmetteremo all'associazione le modalità per la raccolta di firme a sostegno di questa petizione, in cui chiediamo appunto che all'ONU si approvi il riconoscimento della segregazione di genere come crimine contro l'umanità. Abbiamo anche seguito con estrema attenzione, e è la cosa che tra l'altro in questi giorni ci ha riallarmato diciamo in maniera significativa rispetto a quello che sta succedendo in Siria, la vicenda del popolo curdo, delle donne kurde. Noi abbiamo una significativa comunità di donne kurde anche nel nostro paese, e con le donne kurde dei vari paesi, quindi siriane, irachene, turche, abbiamo costituito in Italia un'associazione che si chiama UDIC, Unione delle Donne Italo-Kurde. Abbiamo definito con loro una dichiarazione di intenti che è stata presentata per la prima volta lo scorso anno in occasione della festa di Casa Cervi, e in questo momento attraverso questa associazione stiamo realizzando in diverse realtà delle opportunità di solidarietà nei confronti delle donne. Per esempio le donne irachene hanno chiesto di essere sostenute
rispetto alle diciamo, necessità che ci sono nel momento in cui intervengono delle mastectomie, e quindi con alcune realtà dell'Emilia e del Veneto abbiamo realizzato per esempio dell'invio di supporti medici per sostenere questo tipo di problematiche. Quindi è un'attività abbastanza impegnativa che abbiamo ribadito in ogni occasione, soprattutto per l'8 marzo e per il 25 novembre. Sono praticamente 3 anni che dedichiamo queste giornate alla solidarietà con queste realtà. Il manifesto che abbiamo realizzato per il 25 di novembre faceva riferimento anche alla tragedia che ha colpito tutti di quella ragazza iraniana che aveva deciso di denudarsi nell'università, e noi l'abbiamo segnalata questa cosa perché l'idea dell'impossibilità di essere libere nelle proprie scelte e anche nella disponibilità del proprio corpo è una questione che nella nostra storia è estremamente importante e significativa. Ho preso questo microfono. Allora, io ho una domanda per tutte e due. Saluto Arianna Facchini, che ringrazio, la nostra assessora alle politiche giovanili e pari opportunità. Grazie Arianna di essere qui con noi. Io faccio una domanda che vale per tutte e due e poi magari se ci sono domande dal pubblico lasciamo spazio al pubblico. Ecco, che ruolo possono avere oggi le donne nella costruzione della pace? Quali potrebbero essere gli elementi che noi possiamo aggiungere, o siamo ancora prigionieri di qualcosa che è già passato e abbiamo bisogno di novità anche noi? Credo che la marcia in più che venga, diciamo, dalle donne venga appunto da questa loro esclusione ulteriore rispetto magari a anche altre forme di esclusione che sono comune, no? Questa è la marcia in più che hanno poi anche i giovani, quindi poi quando per esempio si uniscono le due cose, quindi hai le ventenni, no, piuttosto che le trentenni, lì hai veramente moltissime energie che andrebbero valorizzate, che invece vengono assolutamente no, perché sì, perché comunque anche in società in cui insomma le donne hanno avuto un ruolo significativo, come quella palestinese, come quella curda ancora di più, ma insomma forse i curdi sono un po' un'eccezione, diciamo quella palestinese, no? In cui voglio dire la delegazione a Oslo era guidata da una donna, da Hanan Ashrawi, no? Quindi le donne nella società palestinese nei ruoli pubblici sono alla pari e magari in privato che hanno più responsabilità, la famiglia eccetera, però paradossalmente no, nei ruoli pubblici stanno più avanti che non so dell'Italia, certo non della Norvegia ma dell'Italia di certo, no? Per cui le palestinesi hanno molto più spazio in pubblico che le italiane, e il contrario poi invece quando si va a vedere la vita privata, la vita diciamo no, quindi non è però detto questo hanno questa marcia in più proprio perché sono state escluse. Io ricordo, cioè io alla fine devo letteralmente la mia vita ad una siriana e ad una 17enne siriana che era analfabeta tra l'altro, perché essendo a parte la guerra, ma al di là di quello veniva dalla provincia di Aleppo, quindi non aveva studiato perché appunto era una bambina e non sapeva né leggere né scrivere, e si era sposata o era stata insomma comunque combinata, non lo so, insomma comunque era già sposata e aveva appunto 17 anni e suo marito era il mio interprete e diceva però che io ho detto ma perché non provi a insegnarle leggere e scrivere anche l'inglese, no? E diceva che aveva provato ma insomma non era abbastanza intelligente da capire. Detto questo, quando questo era l'ambiente, no? Di questa ragazza che non parlava mai proprio, era completamente coperta tra l'altro con il niqab, non solo con il velo, non parlava mai e io la vedevo sempre, no, in casa e tutto, tra l'altro anche con me, anche se io insomma ero una ragazza e tutto, siccome ero una straniera, quindi io stavo con gli uomini, lei non usciva, nel senso non è che si univa a noi perché c'ero anche io, quindi stava anche là quasi segregata, no?
Quando a un certo punto insomma, ha cominciato ad esserci lo Stato islamico e tutto, l'unico modo per continuare a raccontare da dentro Aleppo era anch'io stare sotto un niqab e tutto, cercare proprio di essere invisibile. E una di queste volte stavamo ad Aleppo, inizia un'offensiva del regime di Assad su Aleppo, quindi avevamo da due lati lo Stato islamico, insomma è stato uno dei momenti in cui siamo tutti sopravvissuti abbastanza per fortuna, e iniziano proprio a bombardare tutta la notte, proprio l'area dove stavamo. Bisognava andarsene, banalmente andarsene. Dopodiché gli uomini, cioè combattenti, poi c'era il mio interprete e tutto, sono andati in panico. Cioè avevamo proprio bombardamenti dappertutto. Io ero convinta che saremmo morti. Detto questo, mi sono messa in un angolo e basta. E questi sono andati in panico e ho iniziato a pregare. Invece di cercare di capire se ci poteva essere una via d'uscita, non lo so, comunque no, sono andati completamente in panico. Lei a un certo punto, con questi che pregavano e dicevano sia fatta la volontà di Dio, è entrata nella stanza, io non l'avevo mai sentita parlare, e ha detto: avete deciso finora e guardate che è successo, ora decido io, andiamo via alle 6. Alle 6 c'è la breve pausa di combattimento perché c'è la preghiera del mattino, ma 15 minuti, E lei cosa ha fatto? Si è messa in auto con noi e in questo modo, con due ragazze sostanzialmente, noi sembravamo, ma chi pensava che c'era una giornalista dentro, no? Si è messa in auto, cioè lei non aveva nessun motivo tra l'altro per farsi la strada che era ancora più sotto bombardamento, si è messa in auto e a ogni santo checkpoint che abbiamo incontrato, che era dello Stato islamico, lei ha finto di sentirsi male, fingendo di svenire, insomma lei ci ha consentito di passare tutti i checkpoint. E siamo arrivati alla frontiera con la Turchia con dei bombardamenti micidiali. Ci ha letteralmente salvato la vita. Poi, come la Siria, è tornata indietro con loro. Che è una cosa, no? Da dove ha tirato fuori quel coraggio e quel momento, però io so che quella forza c'è. Io non l'avevo mai sentita parlare prima, lei ha salvato tutti quanti. Allora, io penso che la forza delle donne e la consapevolezza del bisogno di pace da parte delle donne sia fondamentale in questo momento per il movimento della pace. A partire da noi, qualche giorno fa, parlo del 10, 2 giorni fa, con la tavola della pace, con la rete contro le armi e il disarmo, abbiamo realizzato diverse manifestazioni ad Ancona, ad Ancona, anche ad Ancona, in tutto il paese. Lo slogan era "il tempo della pace è ora". Io i giornali, quando riesco a leggerli, li leggo, ci provo. Stamattina c'erano 2 interviste importanti. La nuova responsabile degli esteri della Comunità Economica Europea, l'estone Khalidi, e il nuovo responsabile nostro dello Stato Maggiore dell'Esercito, il nome non me lo ricordo con precisione. La sostanza era che sia la Khalidi che il nostro responsabile dello Stato Maggiore dicevano: per la pace bisogna preparare la guerra. Allora, io penso invece che in questo momento, ancora più di prima, bisogna che incominciamo a dire che per la pace bisogna che rimettiamo in campo tutte le risorse, le energie, per dire basta armamenti, basta spese per gli armamenti, e ricominciamo davvero a riprendere il confronto, il dialogo, perché a forza di rincorrere il riarmo, gli armamenti e i conflitti, noi stiamo arrivando non alle guerre regionali e alla terza guerra mondiale a pezzettini, come dice Papa Francesco, ma rischiamo di arrivare nuovamente alla terza guerra mondiale, che ci coinvolge tutti e che ci sta coinvolgendo tutti dal punto di vista intanto
economico della tragedia delle migrazioni e quant'altro. Quindi il tempo della pace è ora, e per fare la pace bisogna non spendere per le armi, bisogna non rifinanziare gli armamenti e bisogna mettere un occhio molto molto attento alla questione del nucleare, perché noi rischiamo anche lì, sulle questioni energetiche, di far passare cose che con l'energia e con le questioni ambientali non c'entrano proprio niente. Quindi il ruolo delle donne in questo momento sarà ancora più importante di quanto è stato fino a questo momento. Allora, grazie. Allora, penso che abbiamo ancora, se abbiamo una decina di minuti, un quarto d'ora. Ci sono domande dal pubblico? Altrimenti chiedo ancora un paio di cose. Mentre riflettete sulle domande, pensavo che avevo da una parte, all'università, avevo Antonio Cassese, che era un sostenitore della guerra giusta, la guerra in Kosovo, la guerra e poi invece Danilo Zolo, che si scontravano in continuazione. Quando mi sono trovata sotto bombardamento, tante volte, mi sono sempre chiesta, soprattutto ad Aleppo, era un momento in cui il mondo si chiedeva se fosse il caso di intervenire, chi, devo dire, a favore di Assad più che a favore, diciamo, dei ribelli, comunque di intervenire per fermare la guerra. Io, nonostante stessi rischiando la mia vita, onestamente, non ho pensato mai, neppure una volta, che se dall'esterno un paese, gli Stati Uniti piuttosto che la Turchia, quale fosse stato il fronte, che se un paese fosse intervenuto militarmente le cose sarebbero andate meglio e si sarebbero risolte. E mai, proprio mai, neppure un momento, perché quando stai proprio lì, cioè la complessità è tale che tu sai che ogni arma in più è semplicemente un'arma in più che spara. Non è un'arma che va a interrompere la guerra, e il 7 ottobre, io ero appena rientrata in Italia il 4, l'8 ero di nuovo, diciamo, a Ramallah, ed ero con Mustafa Barghouti, che ovviamente non era stato informato da Hamas, e ci siamo guardati perché Mustafa è un pacifista di lungo corso, non violento assoluto, e gli ho detto: Mustafa, però, cioè, i palestinesi erano dimenticati, ora stanno di nuovo in prima pagina, cioè, è la prova che in un certo senso la violenza funziona, che la violenza ha dei risultati, produce dei risultati, sblocca le cose, E Mustafa mi disse: guarda, anche se adesso nessuno ci crederà, il 7 ottobre non ha sbloccato niente se la pensi nel lungo periodo. È chiaro che niente sarà più come prima, però alla fine quale sarà il risultato? Che tra 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni dovremo comunque sederci a un tavolo e trovare un accordo. L'unica differenza sarà nel numero dei vivi e dei morti. Allora, faccio io una domanda. Negli ultimi tempi, almeno la notizia era sui giornali di circa una settimana fa, si riportava, perché sembra siamo tornati alla guerra fredda, che nei paesi scandinavi, Norvegia, Svezia, Finlandia, ma anche in Svizzera e in Germania, stanno distribuendo alla popolazione che sia un volantino, che sia un pieghevole, che sia un manuale sui modi di sopravvivere in caso di guerra, soprattutto nelle prime 72 ore. In Italia ancora no, però io mi dico, noi abbiamo basi militari americane, anche qua ce l'abbiamo a Aviano, abbiamo la base di Ghedi, c'è la base in Sicilia, insomma, cosa potrebbe succedere in Italia? Cioè, mi chiedo come mai ancora l'Italia non ci abbia mandato, non so, un messaggio di questo tipo. Io invito a leggere questa intervista, adesso mi ricordo la prima lettera del cognome del capo di Stato Maggiore italiano, ma mi sembra sulla Stampa sia l'intervista di oggi. Ma c'è un messaggio al paese su questa cosa, non solo all'esercito, ma la necessità di
modificare l'atteggiamento rispetto a come concepiamo le aggressioni, come concepiamo la guerra. Non è ancora arrivata esplicitamente, ma le iniziative che sta prendendo il ministro della difesa Crosetto rispetto a... Si chiama ancora, perché viviamo fortunatamente in uno Stato che è lo Stato italiano, si chiama ancora Ministro della Difesa, ma sta facendo politiche che vanno nella direzione opposta. E anche l'appello, ritorno alla Khalidi, sull'aumento delle spese militari, con il famoso 2% relativo alla NATO, che sarebbe un investimento minimo, dato che lei dice che ci sono i paesi del nord d'Europa che già spendono molto di più. Penso che queste cose debbano tornare a essere oggetto di conoscenza e di discussione tra le persone, perché non basta dirsi pacifisti, bisogna essere consapevoli di quello che sta succedendo, perché per quello che sta succedendo bisogna che siamo in grado anche di mettere in campo delle risposte che non vadano nella direzione del conflitto e della guerra, ma che rafforzino le ragioni della pace. Grazie. Annalisa Comuzzi, prego. Vuoi venire qua così sentono tutti? Stiamo registrando, per te. Così registriamo anche la domanda. Sì, riallacciandomi a quello che è stato appena detto, volevo appunto ricordare l'aumento spropositato delle spese militari nel mondo. Quest'anno siamo a 2.100 miliardi di dollari. La NATO ne spende una parte consistente, al 55% dell'intera spesa mondiale, e il nostro paese arriverà nel prossimo anno, nel 2025, a 34,1 di miliardi di euro. Quindi parliamo di un flusso di denaro enorme che viene sottratto a spese utili alla vita, alla quotidianità dei cittadini e delle cittadine. Ma c'è anche un altro discorso molto allarmante dal mio punto di vista, perché proprio a partire dai paesi nordici, ma passando per la Germania e ad altri paesi dell'Unione Europea, si riprende, no, la proposta di allargare i contingenti militari, di ritornare alla leva obbligatoria. Il ministro Pistorius in Germania ne parla da mesi, quindi c'è proprio un'accettazione culturale pericolosissima della guerra, di quello che comporta, perché la guerra, invece di essere prevenuta, e ci potrebbero essere ampie possibilità da questo punto di vista, viene considerato uno strumento normale, legittimo, accettato dalle classi dirigenti, dalle istituzioni europee e mondiali, è uno strumento che può essere anche accettato dalle opinioni pubbliche, perché si va in questa direzione. Quindi c'è un lavoro molto importante da fare per contrastare questa militarizzazione delle coscienze e per tornare a parlare di disarmo e di diminuzione delle spese militari. Poi volevo solo dire brevemente che c'è un debito di riconoscenza che noi dobbiamo avere nei confronti di tante donne che in luoghi di guerra, di conflitto, si sono coraggiosamente opposte alla guerra, alla criminalizzazione del nemico, quando il nemico era costituito anche da altre donne, che si sono opposte ai nazionalismi, e quindi questo movimento non violento per la pace nel mondo del femminismo pacifista è molto attivo, insomma. C'è questo debito di riconoscenza che anche noi italiane dobbiamo avere. Ecco, non voglio soffermarmi sugli esempi, perché dalla ex Jugoslavia a Israele e Palestina, insomma, ci sarebbe molto da dire. Grazie per i vostri interventi.
Grazie ad Annalisa delle Donne in Nero, Emergency. Mi riallaccio a quanto appena detto la signora che è intervenuta ora per comunicare che nell'ambito della campagna ripudia di Emergency il prossimo 3 febbraio al Centro Balducci di Giuliano si terrà un incontro dal titolo "Contro l'assuefazione alla cultura della guerra, l'argine dell'articolo 81 della Costituzione". Interverranno la professoressa Nunin dell'Università di Trieste, Toni Capuozzo e Domenico Peccile. Siete tutti invitati. Grazie. Allora, se Arianna Facchini vuole darci un saluto, va bene, altrimenti ti lascio in pace. Ecco, grazie. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sì, diciamo, faccio un passo indietro per ringraziare la Presidente Lestani e tutto il comitato dell'AMPI per questo ciclo di incontri e per questa collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, di cui vi porto i saluti a nome anche della Presidente Nunin e delle altre commissarie, perché uno degli obiettivi che la Commissione si pone è quello di valorizzare il ruolo delle donne, la storia, il pensiero femminile, perché a questo pensiero dobbiamo molto alla presenza delle donne nella Resistenza, nell'Assemblea Costituente, poi in Parlamento, nei partiti, nei movimenti, a una visione capace di immaginare il futuro con lungimiranza e anche con speranza, ma con determinazione. E quella delle donne è una storia comune di resistenza, quello che ci lega in diverse epoche, anche diverse latitudini, è questo confrontarci con un sistema oppressivo e patriarcale che vede la sua rappresentazione non solo nelle disuguaglianze e nelle discriminazioni di genere e di altra natura, ma è anche terreno fertile per il militarismo e per le guerre. Vi ringrazio per queste sollecitazioni che sono sempre veramente utili. Io la prima volta che ho avuto l'opportunità di studiare la storia o le relazioni internazionali con una prospettiva un po' meno eurocentrica è stato in magistrale, perché era un corso internazionale e noi italiani eravamo in minoranza, e quindi questa è stata una grandissima opportunità. Non è facile, non è banale leggere gli eventi con una lente che non è la nostra e assumere una postura che non sia comunque in qualche modo colonialista o neocolonialista, e questo è molto importante, quindi vi ringrazio davvero. Roberta Corbellini. Al tema che ci è stato proposto e all'emergenza culturale che abbiamo davanti a noi, insomma, ormai è chiaro. C'è un pensiero, mi ha attraversato la testa, e quindi voglio farlo presente a tutte voi. Ho un po' la sensazione, dopo aver sentito come Francesca Bolli ci ha sollecitato, almeno io mi sono sentita sollecitata, a non banalizzare la nostra, diciamo, il nostro sforzo di capire un mondo che non possiamo capire. Io ho un po' la sensazione che noi, al di là di quelle che sono le nostre modalità di parlare della pace, di portarli avanti, noi stiamo seguendo la nostra cultura, la nostra traccia di lavoro, di una minoranza in Europa. Io credo che Francesca Bolli ci stia dicendo, e l'ho letto anche in un altro articolo molto interessante che ho letto sul numero di Multiverso, stanno succedendo nei luoghi attraversati dalla guerra o
dal post-guerra o da queste transizioni, soprattutto nel mondo delle donne, qualche cosa che forse noi in questo momento non siamo in grado di interpretare, che sono forme di pace. È il modo delle donne, che avevamo anche noi attraversato nella nostra storia, di mettersi, di inserirsi dentro gli spazi che si creano e vanno interpretati in forma pacifica, in forma di pace, innestando delle culture che vengono elaborate là, in quel posto, non siamo noi che gliele portiamo. Questo per me è un passaggio culturale importantissimo che noi dobbiamo fare, cioè sapere che noi facciamo un discorso da occidentali, da donne occidentali, con quella tradizione, mentre le donne, noi abbiamo questo obbligo di farlo, però i canali di dialogo con le donne che stanno uscendo invece da luoghi in cui è passata la guerra, che deve aver anche creato qualche cosa di molto complesso nel rapporto tra le generazioni. Questo era un tema di un tuo articolo. Generazioni che dopo la guerra non riescono più a parlare tra di loro. Quindi stiamo attenti a quello che facciamo. Abbiamo tutte lo stesso tema, però non pretendiamo di interpretare un mondo che non conosciamo. Questo è un appello. È molto personale, guardate, questo discorso, perché su questo io sto molto attenta. Credo che l'arroganza sia un pericolo nella pace, quando noi facciamo discorsi di pace. Un aneddoto. Sì, no, sì e no. Sì e no. No, nel senso che la conclusione, dal mio punto di vista, è assolutamente condivisibile. La premessa è quella del dialogo e del confronto, anche in esperienze diverse. Io perché quando abbiamo iniziato questa chiacchierata ho fatto in parte riferimento anche alle radici 800-900, no? Perché stranamente, senza gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, no? Nei paesi, addirittura tra le due sponde dell'Atlantico, c'era un confronto e una discussione che aveva consentito anche alle donne italiane, che non erano nella condizione, voglio dire, noi abbiamo avuto i fazzoletti neri sulla testa fino agli anni 60 in alcune regioni, anche alle donne italiane che vivevano in situazioni non avanzate, comunque di fare esperienze che facevano riferimento a quello che succedeva in Inghilterra, a quello che succedeva negli Stati Uniti, a quello che succedeva in Germania e poi successivamente anche in Unione Sovietica. Quindi sì e no, cioè partiamo dal fatto che che ci sono tante differenze, che le culture hanno tutte pari dignità, ma non pensiamo che il dialogo ci lasci indifferenti, né a noi né alle altre. Quindi diciamo il punto secondo me di incontro non è la differenza, il punto di incontro è il rispetto delle differenze e il confronto e il dialogo. Prego. No, torno un momento al mio mestiere, che è quello di raccontare, no? E poi di questo racconto sta al lettore. Amo moltissimo l'Afghanistan, perché l'Afghanistan non è un altro paese, è un altro mondo. E quando Italo Calvino diceva no, una città non è le sue 7 o 77 meraviglie, ma le domande che ti fa e a cui ti impone di rispondere, è per questo che Kabul è casa mia. E una mattina ero sperduta, in Afghanistan è tutto strano, ero sperduta con degli afghani, insomma, credo a Mazar-e Sharif, e gli afghani per colazione
in genere hanno il formaggio, lo yogurt e poi le noci, i pistacchi, le noci, probabilmente perché danno energia, gli fa un freddo micidiale. Allora, si trattava di aprire queste stramaledette noci. Gli afghani, siccome amano molto, come tutti i musulmani, il profumo, perché c'è una cosa su Maometto, il profumo, eccetera, con una boccetta di vetro vuota, con le noci, no? Stavano rompendo così, tentando di rompere le noci. Io onestamente non avevo voglia di mangiarmi la noce col pezzo di vetro e di morire dissanguata così. Allora gli ho detto, senti, ma vuoi dare un coltello, no? E non c'erano posate, no, sul tappeto. Se mi dai un coltello che ti dico un attimo, no, come mio nonno, generale dell'aeronautica, no, che mi ha insegnato, ovviamente, no, col coltello, come si apre la noce, no? Dopodiché si alza, mi porta un coltello. Oh, mi ha dato questo coltello, io non so che hanno le noci afghane. Mi sono completamente tagliata tutta la mano nel tentativo di scardinare questa noce. Poi ho detto, dai, la noce che non si apre. Lui ha ripreso la sua boccetta di profumo, tac, ha aperto la noce. Le noci afghane. Quindi la differenza. Bene. Se non ci sono altre domande, noi siamo in orario e chiuderei. Io ringrazio Tamara Ferretti, Francesca Borri, voi tutte e tutti. Era l'ultima conferenza, prossimo anno speriamo di ripetere con altre tematiche. E comunque le donne per la pace a Udine ci sono, ce ne sono tante e noi continuiamo a manifestare. Grazie.